Ad Agrigento, a San Leone, all'hotel Dioscuri, un convegno sul tema norme tecniche 2018, sisma bonus e sblocca cantieri, nuovi strumenti per la sicurezza delle costruzioni e per il rilancio del comparto edilizio, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento in collaborazione con l'Assessorato regionale alle infrastrutture, il Dipartimento regionale tecnico e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con il patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Oggi è una giornata emozionante, tanti colleghi assistono a questo evento formativo voluto insieme alla Regione Siciliana, insieme al Dipartimento regionale tecnico, insieme al Genio Civile di Agrigento, con l'alto patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Oserei definire un evento storico per la nostra città e per i professionisti, e ripaga la presenza di questi professionisti a tanti sacrifici, a tanto impegno che questo Consiglio dell'Ordine ha posto in essere durante questi 2 anni di consigliatura. Devo anche dire che il momento è importante nel parlare di normativa tecnica e di sisma bonus in una città, in un territorio dove assistiamo a una mancanza di infrastrutture, quelle che ci sono pericolanti, dove assistiamo ai centri storici abbandonati, che attraverso il sisma bonus, che lo affronteremo sotto il profilo tecnico, potranno essere strumento fondamentale per il rilancio delle nostre città. Un ringraziamento particolare lo devo fare all'architetto Rino Lamendola, che ci ha consentito, attraverso questa sinergia che noi abbiamo con tutti gli ordini che abbiamo col Consiglio nazionale, con il Genio Civile di Agrigento, di avere un evento così altamente formativo e qualitativo per la nostra città. I tecnici si confrontano finalmente con il territorio, i tecnici con altri tecnici. Sono momenti importanti di verifica e che andrebbero programmati con un calendario fitto. Oggi noi parliamo di normativa tecnica, di sblocca cantieri, tutti di temi che hanno un riverbero sul territorio importantissimo, fondamentale, soprattutto in una regione che è economicamente depressa come la nostra. Di fatto siamo stati i primi a utilizzare lo sblocca cantieri sul territorio. Siamo stati i primi a fare una elencazione degli edifici che andavano soggetti ad autorizzazione e quelli che non andavano soggetti ad autorizzazione. Tenga presente che oltre a noi soltanto credo la Regione Toscana è stata così solerte a utilizzare il decreto legge. Ci siamo aperti al territorio nelle manutenzioni delle astre fluviali, nelle manutenzioni degli edifici, nel programmare queste manutenzioni. Sono tutte cose che sono importantissime per la vita stessa dei cittadini. Oggi dedichiamo un'intera giornata di studi alle nuove norme tecniche per le costruzioni e lo facciamo fruendo del prezioso contributo dei migliori esperti in materia, delle massime autorità tecniche nazionali, sia a livello nazionale che regionale. Con questi esperti ci stiamo confrontando soprattutto sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle costruzioni esistenti. Poi parleremo anche delle verifiche di sicurezza per le costruzioni che manifestano chiari segni di degrado strutturale. Ci sarà spazio anche per parlare dei materiali innovativi introdotti dalle nuove norme tecniche, come i compositi fibro rinforzati, le fibre di vetro, le fibre di carbonio. Poi ci sarà spazio anche per parlare del sisma bonus, che costituisce un incentivo importante per i cittadini che intendano mettere in sicurezza la propria casa entro il 31 dicembre 2021, purché la loro casa ricada all'interno di una zona sismica di prima, seconda o terza categoria. La detrazione consiste proprio in una detrazione IRPEF fino all'80% in relazione ai risultati raggiunti con l'intervento, detrazione che può raggiungere anche l'85% se l'intervento riguarda parti condominiali. Da sottoporre a autorizzazione, deposito.